Allora, tutto questo premesso, sono venute fuori diversi aspetti. Rita Turati, cosa dice? Ma io dico questo, che insomma sono già venute fuori le questioni più grosse. Noi da tempo che come organizzazione sindacale dei pensionati, unitariamente devo dire, insieme alle categorie del pubblico impiego che rappresentano i lavoratori e alle intere confederazioni CGIL e CISL e UIL, stiamo dicendo che questa benedetta riforma che manca al Veneto, è vero che, come diceva l'assessore prima, adesso possiamo guardare le varie esperienze che ci sono in giro per l'Italia, però è anche vero che stiamo arrivando col fiato lungo, perché le cose che diceva il Presidente Casarin prima sono cose che noi viviamo sulla pelle tutti i giorni come rappresentante, diciamo così, degli ospiti direttamente o delle loro famiglie, e penso anche come rappresentanti dei lavoratori. Io penso che sia assolutamente indispensabile che in tempi strettissimi questa riforma trovi la luce, almeno per 3 ordini di problemi, mettiamola in questo modo. Primo, per quanto mi riguarda, primo perché è un tassello fondamentale dell'intero sistema sociosanitario regionale, dell'intero sistema sociosanitario, perché quindi provoco un po', ma insomma, ma per dire quali sono i temi e su cui si sta lavorando, insomma, Regione e noi sul territorio. Perché l'impianto del piano sociosanitario regionale, ripreso anche dall'ultima legge di riordino sanitario approvata proprio pochi mesi fa, dice una cosa fondamentale, no? Che bisogna salvaguardare il sistema veneto, che storicamente si è costruito, e noi siamo d'accordo, si è costruito attraverso un dialogo molto forte fra la struttura ospedaliera e i servizi nel territorio. Nei servizi nel territorio, diciamo la medicina territoriale, ci stanno un sacco di cose, dalla specialistica, eccetera, ma ci stanno fondamentalmente anche le case di riposo, poi ci stanno gli ospedali di comunità, l'assistenza domiciliare e così via. Nel piano però sociosanitario in particolare, tutta questa rete legata alla non autosufficienza aveva un valore strategico e fondamentale, tant'è che lì si inserì appunto questa trasformazione delle case di riposo, sia quelle pubbliche che private, in centri servizio. Non era così, non era solo per le case di riposo pubbliche, perché sono 111 le case di riposo pubbliche, no, i dati che dava l'assessore prima, su 360 complessivamente le strutture che ci sono nel territorio. Perché per noi è fondamentale? Perché c'è un ritardo sostanziale, questo è il nostro punto di vista politico, diciamo, nella costruzione della rete territoriale. Cioè c'è un ritardo, è chiaro l'obiettivo e diciamo la via che si vuole perseguire, ma il come si costruiscono e si trasformano questi servizi territoriali, insomma, per una serie di ragioni ancora la struttura regionale è molto debole. Questo fa sì, e in particolare, diciamo così, per quella parte di rete ospedaliera che riguarda la lungodegenza, ad esempio, e non è un caso, come diceva il Presidente prima, che le case di riposo nel frattempo si sono trasformate, perché mancando la costruzione degli ospedali di comunità, ad esempio, che dovevano supplire, cioè assorbire queste assorbire appunto, no? Le lungodegenze che uscivano dagli ospedali, quindi fare insomma un po' da trade union, no? tra il domicilio e l'assestamento della malattia, posto che e queste stentano a costruirsi nel territorio, purtroppo. E dove vanno a finire? Quando le persone, le famiglie non riescono più a reggere, no? Questo carico familiare, finiscono nelle case di riposo. Le case di riposo di fatto si sono trasformate in questa bruttissima parola questo che con si diceva spese prima. per le famiglie rilevanti. Perché... Ecco, questo costituisce un carico enorme anche per le strutture stesse, da un lato, ma anche per le famiglie, perché un conto, non solo sono ferme, diciamo, le quote sanitarie che si diceva prima da 5 anni, purtroppo, no? Per ragioni anche economiche, non ultimo il fatto che il governo centrale continua a tagliare i fondi nazionali sia sanitari che quelli per la non autosufficienza. È evidente che ci sono anche meno risorse che arrivano a livello locale, ma ribadisco, c'è questo
c'è questo, per cui dovremmo forse tutti arrabbiarci un po' di più, ma c'è anche il fatto che ci sono dei ritardi nella trasformazione, cioè quando c'è un processo di trasformazione c'è anche una sorta di resistenza. Allora noi diciamo questo in sostanza. Uno, che va bene, siamo proprio d'accordo di guardare quello che è successo nelle altre regioni, magari quelle più vicine, certo, no, a noi, che hanno avuto la trasformazione di queste strutture pubbliche. Intanto diciamo che le IPAB, queste 111, dal nostro punto di vista dovrebbero rimanere pubbliche. E dovrebbero rimanere pubbliche. Quindi non trasformarsi in fondazioni. Che quindi nella legge diventerebbe APSP, ossia aziende per la promozione della persona. Pubbliche non più IPA come dicitura, ma APSP. Esatto. Perfetto, però con costi di carattere, però resta sempre da pagare un'IRAP altissima. Vediamo, perché sennò, per capire il cittadino dice restano pubbliche. Ma io spiego perché, no? Perché la diatriba, adesso poi forse riusciremo a spiegare quello che sta succedendo, perché il Presidente ci ha raccontato della sua realtà, ma ci sono altre realtà in cui appunto insomma, i lavoratori insieme ai pensionati e le organizzazioni sindacali stanno insomma, protestando. Perché pubblica? Perché dal nostro punto di vista, siccome siamo stati proprio d'accordo con la Regione nella trasformazione di queste case di riposo in centri servizio, e io direi di più, guardate, cioè non solo devono diventare centri polifunzionali con tutti questi servizi, quindi offrire questa gamma, no, di opportunità ed essere riconoscibili come strutture di qualità. Io penso anche che oltre a questi ci dovrebbe essere da un lato l'assistenza domiciliare, ad esempio, perché non governarla, e dall'altro aiutare a governare l'accesso all'intero sistema dei servizi, dalla presa in carico del bisogno e dell'ospite fino, diciamo, all'assistenza domiciliare. Ma per fare questo io non la do ai privati, è il pubblico che mi deve governare questo processo, è il pubblico che detta le regole e che deve dare la garanzia, diciamo, all'utente, perché il sistema sanitario e sociosanitario nazionale, diciamo così, è un diritto che noi paghiamo con il nostro fisco. Dico la seconda cosa sui costi e poi... Sì, perché sennò la gente ha troppe cose, io direi di affrontiamo uno per volta, perché sennò Posso dire una cosa sui costi? Perché l'altra cosa che sta succedendo, perché è indispensabile che si faccia in fretta, e io spero che la politica questa volta acceleri i tempi davvero, perché questi costi di cui parlava il Presidente si scaricano da un lato, come abbiamo sentito, sui lavoratori. Il contratto del pubblico impiego costa troppo, ok? Oppure c'è un sistema di tassazione sul pubblico che è un'aberrazione, visto che il pubblico deve pagare al pubblico la tassa, ma l'altra è sulle rette degli utenti, ok? Quindi questa cosa va regolamentata in fretta, perché non è possibile che si scarichi sui più deboli, cioè sul lavoro che ormai si scarica l'ira di Dio, e su chi ha bisogno, perché altrimenti la gente se lo tiene in casa. Infatti, bravissima, ed è arrivata infatti un aspetto. Perché costa di meno, costa di più dal punto di vista della fatica sociale, ma costa di meno dal punto di vista economico. Abbiamo avuto tantissime mail che ci hanno scritto di telespettatori, sicuramente non anziani, ma sono figli di eccetera, parenti, che lamentavano proprio questo tema, cioè l'insostenibilità della retta per la famiglia normale, dove magari uno ha perso il lavoro, dove c'è difficoltà, e l'insostenibilità dell'anziano a casa che alla fine sopravvive in condizioni non certo agevoli, insomma, perché poi le badanti non sono preparate, insomma, quindi è una situazione sociale che si sta configurando e andrà avanti sempre più così, perché poi quando le persone saranno sole, senza una famiglia, senza figli, perché magari andranno in giro a lavorare da altre parti, questo diventerà un problema sociale. Prego, Presidente, a lei la parola. Quindi prendendo gli spunti che sono venuti fuori finora, tanto da Rita Turati quanto anche dal Presidente Casarini. Ma il problema, diciamo che l'abbiamo imparato a conoscere molto bene, perché il progetto di legge ormai è 2 anni che è stato presentato, è già entrato nel vivo, ha avuto tutte le audizioni e sono state ascoltate tutte le parti, e in linea di massima si è capito dove no? Ci sono le difficoltà, dove ci sono le necessità delle correzioni, e credo anche, ne abbiamo parlato proprio una settimana fa con l'assessore Lazzarini, di dare un'accelerata e trovare comunque la conclusione di questo iter nel più breve tempo possibile, proprio per dare una risposta, insomma, a ciò che manca. Poi
io credo che la trasformazione non la può fare solo una legge, no? Non è solo, certo. ecco. In molti casi bisogna cambiare anche mentalità, bisogna cambiare anche prospettiva, perché io, insomma, le mie esperienze da amministratore locale ho visto, diciamo, qualche gestione o anche magari qualche investimento che non erano da IPAB pubblica, no? Se io ho un'IPAB pubblica e mi metto in testa di fare un investimento da oltre 3 milioni di euro per fare una cucina, cioè, vuol dire che non ho neanche capito cosa sto facendo, cioè sto facendo quindi un investimento... Quindi malagestio, diciamo così, non gestione oculata. A volte, secondo me, cioè, magari ci vuole anche dei professionisti, ci vuole anche delle persone, insomma, che amministrano, che gestiscono le IPAB pubbliche, che non siano solo l'uscita di qualcos'altro, no? Ma che abbiano anche chiaro in mente qual è la missione che vanno a fare e cosa devono portare. Perché poi non è che risolvi il tutto facendo una legge e dando delle indicazioni. Certo, ci sono dei problemi, c'è il problema dell'IRAP e della tassazione, che è l'unico posto dove noi possiamo agire, perché per quanto riguarda ovviamente la contrattualistica dei dipendenti è un tema che va oltre le nostre decisioni, però su quello dell'IRAP è un tema importante perché da una parte cali e mancano dall'altra, quindi c'è una condizione di equilibrio che bisognerà trovare, che bisognerà discutere, e ovviamente l'assessore su questo si sta impegnando tantissimo e in confronto anche con l'area del bilancio, perché c'è tutta una situazione correlata. Però se non si impara, se non si... molto spesso anche magari si pensa che sono in troppe, bisogna in qualche modo magari accorparsi, bisogna in qualche modo trovare unitarietà. E noi con la legge già della riforma della sanità, e su questo c'è l'intenzione di proseguire nelle IPAB con il collegamento di legge, il fatto di dire che anche le centrali acquisti, no, certo, vengono portate anche in ambito IPAB, per non incorrere o per cercare di fare economie di scala, perché non è che si è esenti da questo. Cioè, se sono una casa di riposo, perché non dovrei usufruire di azienda zero, ad esempio, per fare gli acquisti in ambito regionale su un qualcosa che magari mi fa risparmiare il 10%, il 15%, cioè mi dà delle condizioni di economie di scala. Cioè, se non entriamo nella mentalità che anche fare assistenza e fare IPAB bisogna ragionare anche in termini economici e quindi di efficienza economica, non riusciamo a dare un servizio efficiente. Non riusciamo, ci troveremo qui magari fra 10 anni, 15 anni, avendo fatto la riforma, avendo abbassato l'IRA, avendo fatto tutto, ma trovando lo stesso problema, perché chi poi controlla e amministra, non dico di tutti, ma in molti casi l'abbiamo visto, non ha amministrato come buon padre di famiglia, non ha pensato che quello che amministrava era qualcosa per i cittadini e dei cittadini, ma l'ha gestito un po' privatisticamente. Insomma, privatisticamente uno può fare quello che vuole. La riforma serve anche a questo, Cosa? Però... La riforma serve anche a questo? Certo che serve, però allora noi siamo partiti 2 anni. Però guarda, adesso che era un mondo che non conoscevo, adesso che so entrare un po', non sai che sei di casi, diciamo, di poca accuratezza, ma in generale, siccome che le ristrettezze ti fa diventare anche oculato nella spesa, ad esempio noi, adesso io conosco più l'Alta perché operiamo con Cittadella, il discorso che facevi tu, quello ad esempio di fare degli acquisti assieme ai pannoloni, determinati medicinali eccetera, effettivamente ci ha fatto risparmiare oltre il 10%, è che non tutti, molti hanno difficoltà perché sono isolati anche come locazione, come mentalità. No, io lo so che magari sono duro nel contesto, ma mi permetto di farlo perché vabbè, sono un consigliere, sono presidente della 5ª commissione, ma poi alla fine si fa politica, no? Nelle scelte, nelle decisioni, e bisogna avere anche il coraggio di dire le cose come stanno quando non funzionano, perché se nascondiamo tutto e diciamo che tutto... Quando io mi trovo, non faccio nomi, ma quando io mi trovo
una giusta rivendicazione sul fatto delle difficoltà, no? di un centro, di un IPAB, e mi trovo che il direttore si aumenta lo stipendio da 70 a 150 mila euro, scusi, certo. qualche problema su quello dico io, la regione è anche in contenzioso, perché la regione comunque è andata al TAR su questa io volevo anche che ci fosse anche questo nella discussione, no? Che non può essere... C'è un caso, due... Ma non sarà un caso, però me lo sono trovato, cioè nel senso, ecco, cioè quando ti trovi che fa una delibera retroattiva, perché neanche retroattiva, assegnandosi le risorse retroattivamente, da 70 a 150 mila, con 50, dai 30 ai 50 anche di premio, quindi se vogliamo dirla tu per far capire chi ci ascolta, prendendo anche il premio sarebbero nel totale 200.000 euro, prende molto di più del presidente della regione. No, ma di più di un direttore generale della sanità, del direttore... No, avete ragione su questo. Allora, quando trovi queste cose e poi ti portano a bilancio e dicono ma io ho una perdita di 200-300.000 euro per le quote, dico... Cioè, scusami, dobbiamo partire da un'altra parte, dobbiamo partire prima ti adegui lo stipendio al bisogno, ma soprattutto nella moderazione del caso. Secondo, vediamo gli investimenti che sono stati fatti magari nel corso degli anni per dare sviluppo. Non sto parlando di molte case di riposo pubbliche che hanno fatto investimenti giusti, corretti, si sono sviluppati, ma vai a vedere e vedi l'edificio in un certo modo e poi vedi 3 milioni di euro spesi per fare una cucina che non so cosa servisse, no? Magari per produrre pasti per chi? Cioè, a chi le do? Quindi il problema è le quote, il denaro è ovviamente sempre meno in ambito di risorse pubbliche per le compartecipazioni, sicuramente la tassazione, ma sicuramente nel progetto di legge l'assessore è stata la prima a dirlo, ma io sono d'accordissimo e anzi non mollerò su un attimo, è mettere le responsabilità di chi governa le amministrazioni e le IPA pubbliche. Io reputo però che è giusto che la regione, nel suo, siccome ha anche il potere del controllo e anche di prendere dei provvedimenti, lo faccia con... Però noi i provvedimenti li prendiamo, nel senso che io adesso rispetto a una situazione che si sta verificando in un'IPA commissariata, non dico... ma comunque insomma si fa presto anche a capire, di un'IPA commissariata con delle responsabilità rispetto alle gestioni di un certo tipo, veramente di dissipamento, cioè noi faremo le procedure che ci è permesso fare, però è chiaro che oggi a noi cosa interessa oggi? Mantenere il servizio, garantire agli anziani che sono dentro, ai loro familiari la continuità di servizio, cercare di ripristinare. Poi gli ammanchi che ci troviamo, abbiamo visto cosa è successo a Isola della Scala, insomma conoscete benissimo, quindi i responsabili hanno patteggiato, quindi rispetto a quello che hanno fatto hanno patteggiato, quindi lasciando, ci sono tuttora oggi i fornitori, quello che porta il pane che non è pagato, cioè rispetto, non oggi, perché oggi l'abbiamo rimessa in sesto e c'è un piccolo utile, però il pregresso e gli amministratori hanno patteggiato, quindi c'è una situazione come la descrive il consigliere Borò, non è che non c'è, quindi una responsabilità un po', io cito sempre insomma perché è commissariata da un bel po', cioè il dissipamento del patrimonio del Breda, visto che siamo anche nel Padovano, credo che sia sotto gli occhi di tutto, insomma aveva un patrimonio non da poco, è stato comunque dissipato, sperperato, creando una situazione oggi insomma 25 milioni di debiti più o meno, stiamo su questa lunghezza, non è che siamo... E poi abbiamo salvato gli anziani perché comunque li abbiamo, però lo spaccato è questo, quindi è chiaro che c'è tutta una serie di questioni che vanno analizzate, anche secondo me però la riforma deve essere una riforma forte, coraggiosa, cioè la riduzione dell'IRAP, io continuo a dirlo, non risolve il problema, lo risolve 1 anno, 2 anni, poi avremo gli stessi problemi, quindi avere il coraggio anche. Salvaguardiamo il pubblico, pensiamo di fare delle operazioni di accorpamento, comunque spingiamo in una direzione, ci stanno, perché io oggi ancora ho le rimostranze dei piccoli centri, perché nella legge ci sarebbero i 120 posti minimo. Io ho strutture da 60 che mi dicono no ma noi, però non può esistere, cioè io capisco il campanile, capisco, però domani avranno i problemi, perché se questi perdono 3 quote, 2 quote, cioè sono stati in dissesto, non sto parlando di 10 quote, ne perdono 3, 2, una struttura da 60, cioè non ce la fa. Assolutamente, no, questo è molto importante chiarirlo. Comunque, volevo solo
Cioè, abbiamo già dato un inizio con la riforma della sanità, mettendo le responsabilità di chi amministra in questo campo con l'organo di vigilanza, no? Dicendo che se poi alla fine uno dei problemi, giustamente diceva il Presidente Casalini, diceva ma bisogna controllare, la Regione deve controllare, deve fare i controlli. Certo, eravamo fino a non molto tempo fa ai controlli dove si rifiutavano di prestare la documentazione, di dare la documentazione. Non gli dà la quota però, non gli dà la quota. C'erano le difficoltà, guardi, mi creda. Ci sono gli strumenti se non li vuole applicare. Oggi ci sono gli strumenti, li abbiamo messi nella riforma della sanità, dove se non aprono la documentazione ai controlli, arrivano fino a perdere l'accreditamento, quindi si arriva fino a quello, con la sanzione iniziale fino al 20% di quello che è il valore preso a contributo pubblico di quell'anno. Quindi oggi c'è veramente una regola che impone anche un controllo. Però, ma io lo dico perché ci siamo trovati in altre discussioni con le parti sociali, quindi, loro devono fare una grande pressione su quello che è nel controllo, perché voi siete ovviamente parte attrice che tramite l'occupazione su quello che in certi ambiti viene fatto, perché l'assessore ricordava la Breda, io ricordavo, ma ricordava la Breda, che è una storia, si può parlare perché è storica, esatto, per questo l'ho citata. Voglio dire, nel Padovano ce ne sono altre di situazioni importanti con, io insomma, lo sa bene. Ecco, no, ma io siccome mi sono trovato da amministratore padovano di verificare operazioni immobiliari come fosse una società immobiliare, cioè vuol dire fai altro nella vita. Fai servizi sociosanitari, non fai l'impresario immobiliare. È chiaro che c'è stato un momento in cui non c'erano probabilmente tanti controlli, tipo un altro del settore secondo me che è molto carente e che va focalizzato e ricondotto nella riforma è soprattutto rispetto alle professionalità. Nel senso, non parlo dei CDA che possono essere anche, per carità, ma anche qui si deve fare forse un passaggio di qualità anche sui CDA. Consigli di amministrazione. Dei consigli di amministrazione. Però tipo sulla dirigenza, cioè effettivamente lì abbiamo un gap, una lacuna rispetto insomma al ruolo, ai titoli, a chi si presta, che anche questo va sicuramente rivisto e va accompagnato, perché c'è bisogno, io credo, sempre più di una dirigenza formata. Avete fatto una mappatura Cioè metà dei problemi che noi abbiamo come ispettivo sono sulle figure dirigenziali e quasi tutte non hanno i requisiti, sono già state nominate e non hanno i requisiti, quindi anche lì c'è qualche problema. Noi adesso ci avviciniamo anche alla questione del personale. Andiamo subito in pubblicità, poi della parola a Franchi, tra poco.